soprattutto in questi giorni di grossissima difficoltà siccitosa, si sta vedendo la necessità di avere l'acqua in un territorio, quindi estremamente importante l'acqua nel territorio, anche per la funzione, diciamo così, umana, perché è indispensabile ed è ovvio che l'acqua superficiale, quindi l'acqua di irrigazione, non è solo ad uso esclusivo dell'agricoltura e dell'ambiente, ma è anche elemento prezioso e fondamentale per la ricarica delle falde acquifere. Ricordiamoci sempre che i nostri pozzi, i nostri acquedotti, vengono attivati e vengono ricaricati dalle acque di falda superficiale, dalle acque superficiali, e le acque superficiali sono in capo ai consorzi di bonifica. Quindi la mancanza di acque superficiali ci porterà a brevissimo anche a una mancanza di acqua nelle prime ricariche degli acquiferi, quindi per gli acquedotti. Quindi l'importanza dell'acqua è vitale, e questa vitalità dell'acqua la si vede tutti i giorni, tant'è che la diamo per scontata. Di scontato non c'è, o c'è veramente poco, perché il dare per scontato l'acqua credo sia uno dei grandi errori che nel passato abbiamo fatto. Quindi dobbiamo preoccuparci, dobbiamo lavorare tutti quanti in sinergia attraverso le azioni quotidiane e anche future per, come dicevo prima, prevenire, quindi creare le condizioni per avere più invasi per le piene, e questi invasi, anche plurimi negli anni, possono e devono essere adoperati anche in momenti di difficoltà come questi di siccità estrema.